dei Dreamer anticipazioni, trame 8 e 9 febbraio. Per Gian e Sanem un matrimonio in gran segreto. Nel quartiere, durante la festa di primavera, arriva lo zio Mithat e si presenta in maniera piuttosto plateale. È il gemello di Nihat e la cosa appare abbastanza strana, visto la differenza fisica tra i due. Yuma osserva il tutto e i due sembrano piacersi. Lo zio vive a Milano, in Italia, e scambia poche parole in italiano con Jean, con cui però non ha subito un approccio positivo. Non gli piace il suo stile, lo confronta con Tarzan e lo invita a tagliarsi la barba, anche se poi afferma che si tratta solo di uno scherzo. Emire e Leila trovano un momento per parlare appartati. Emire le dice che nel quartiere le persone si sentono a casa, poi le ripete nuovamente che è innamorato di lei e finalmente anche lei conferma che pure lei lo è da anni. Leila è timorosa per ciò che potrà accadere, ma Emire cerca di rassicurarla. Terminata la festa di primavera, Casa Edin ci si organizza per ospitare lo zio, ma nessuna delle due ragazze vuole cedere la propria stanza. Alla fine lo zio si appropria della stanza di Nihat e Mekibè. L'indomani in agenzia, mentre Jean gioca con le nuove pietre lunari, Sanem gli porta il tè. I due ritornano sul discorso del matrimonio e Jean sostiene che hanno bisogno di trovare un'altra soluzione. Più tardi lo zio si reca in drogheria e chiede a Mekibè di creme anti-invecchiamento, poi le dice che sono per lei. Poco dopo Sanem lo chiama per telefono e gli dice che Yuma stava parlando di lui. Emire riempie l'ufficio di Leila di fiori, la va a trovare e lei gli chiede il perché di tale gesto. Lui risponde che l'ha fatto per farla sorridere. Leila è timorosa per il futuro perché sa quanto sia stato difficile per Jean e Sanem stare insieme, ma Emire la rassicura che supereranno tutto. Sanem e Leila parlano insieme dei fiori inviati da Emire. Leila le dice che la situazione non è facile, ma Sanem ritiene che le sta dimostrando amore e deve fidarsi di lui. Anche Yuma e Jean parlano. La donna parla di Mithat, mentre Jean vorrebbe affrontare l'argomento del matrimonio. Così lei prende la scusa del mal di testa per evitare il discorso. Intanto lo zio si reca in agenzia e si incontra con Jean. Jean parla con lui in italiano e in francese del compositore della musica che stanno ascoltando, Chopin. Aggiunge anche che Chopin era innamorato di una scrittrice, proprio come lui. Yuma e Mithat vogliono pranzare insieme, ma la donna si apparta a parlare con Emire. Lei vuole prendersi cura del figlio e trovargli una nuova ragazza dopo l'esperienza con Eileen, ma lui è tranquillo e sa che troverà la donna giusta. Mentre cerca il contratto di cui le aveva parlato Egit, nell'ufficio di lui Sanem trova un foglio nella scrivania, dove lui racconta di sperare di avere una possibilità con una ragazza. Sanem teme che la cosa sia riferita a lei, ma il ragazzo che la trova con il foglio in mano fa il nome di Deren. Sanem è sollevata e cerca di parlare con lui di questa cosa, ma arriva Jean, subito geloso di vederli appartati, con Sanem così di buon umore. Egit li lascia soli e Sanem, oltre a coccolarselo, gli rivela del segreto del suo capo e racconta come l'ha scoperto. Jean rimane comunque scettico. Il pranzo tra Yuma e Mithat è stato cancellato, pertanto i due si incontrano a cena, ma nello stesso ristorante si trovano anche Leila e Emire. Appena li scorge, Leila va subito nel panico, ma Emire la esorta a calmarsi. La ragazza non riesce a mangiare più nulla e vuole andarsene. In agenzia si tiene un incontro tra Jean e Sanem, Egit e Deren, e Sanem cerca di mettere in risalto Deren per la promozione della casa editrice. Egit sta palesemente soffrendo in tale situazione, ben comprendendo l'intento di Sanem. Quest'ultima cerca di lasciarli soli, ma alla fine è Deren a rimanere sola. Al ristorante intanto Yuma è felice e soddisfatta in compagnia dello zio. Leila e Emire invece si sono spostati in un piccolo locale sul mare. Parlano a lungo, sono tanto felici. Emire vorrebbe urlare a tutti la sua felicità, ma Leila lo esorta ad andare piano. Lei vuole aspettare un po' prima di rendere pubblica la loro relazione, ma lui vuole sposarla e non vuole perderla. A casa Edin intanto si continua a discutere sul matrimonio. Yuma afferma che i ragazzi dovrebbero capire meglio ciò che vogliono e il discorso sul matrimonio viene bloccato nuovamente. L'indomani in ufficio Jean e Sanem parlano dell'accaduto. Sanem chiede cosa possono fare. Jean le risponde che si sposeranno il giorno stesso. Poi, mentre è presente anche JJ, entrambe ricevono la telefonata di Emire e Leila che si stanno per sposare e quindi escono insieme per raggiungerli. Poco dopo Yuma, sentendo JJ parlare ad alta voce di quanto sta per accadere, fa pressione su di lui per sapere cosa siano tutti questi misteri. JJ non riesce a mantenere il segreto e Yuma avverte subito Mekibè dell'intento di Emire e Leila.
Giunti al luogo dove si celebrano i matrimoni, Jeanne dice al fratello che sta facendo un'ottima mossa, visto che i genitori non avrebbero accettato la relazione come sta accadendo per loro. Le mamme intanto corrono lì e arrivano, mentre Jeanne e Sanem si stanno per baciare davanti al celebrante. Leila e Mirre avvertono la sorella e fratello che stanno per sposarsi. Giunti alla sala dei matrimoni, Jeanne dice al fratello che lo ammira e lo prenderà come esempio. E Mirre gli fa presente che i genitori non avrebbero certamente accolto la sua relazione con Leila, dal momento che non accettano neppure quella tra lui e Sanem. Le mamme intanto corrono lì, accompagnate da Mithat, e arrivano nel momento in cui Jeanne e Sanem si stanno per baciare davanti al celebrante, mentre simulano il loro matrimonio e lì interrompono. Però le due donne scoprono che sono state Mirre e Leila a sposarsi, giacché trovano lì il loro certificato di matrimonio. E Mirre e Leila intanto sono felicissimi, anche se ancora increduli. Mentre si stanno avviando all'uscita, però sentono le voci delle loro mamme e decidono di tornare indietro, confermando così alle stesse che si sono sposati. Yuma e Mekibe svengono. Le due donne vengono ricoverate in ospedale. Mekibe, ripresasi, racconta alle figlie di aver avuto un incubo nel quale Leila si era sposata con Emirre, ma la ragazza le conferma che in realtà la stessa Yuma, dopo aver tirato la tendina che separa il suo lato da quello della consuocera, conferma la stessa cosa. Inoltre accusa Leila di averle rubato il suo bambino quando ancora piangeva nella culla. Jeanne si introduce nella conversazione dicendo che Mirre e Leila sono adulti e sanno ciò che fanno. In attesa, in ospedale, Mirre e Leila parlano insieme. La ragazza è molto dispiaciuta e preoccupata perché non ha detto nulla al padre del loro matrimonio. Quando Yuma viene dimessa, li raggiunge e chiede al figlio di lasciarla a casa. Leila invece chiamerà la sorella. A casa Mirre invita la madre a calmarsi, ma lei non è intenzionata a farlo. Jeanne la esorta a non esagerare e che il fratello è un adulto innamorato ed è libero di sposarsi. La madre poi comunica che se ne andrà e Mirre le ricorda che sono una famiglia, ma Yuma ribadisce che preparerà tutte le sue cose. A casa di Din invece Mekibe non sa come comunicare il tutto a Nihat e lancia l'idea di cancellare il matrimonio. Arriva Nihat visibilmente irritato e palesemente già corrente dell'accaduto. È molto deluso perché Leila ha tenuto lontano i suoi genitori dal suo matrimonio. Lei si giustifica dicendo che si è innamorata. Lui le chiede se sia mai stato un cattivo padre per lei. Intanto Yuma va via di casa di Ivit e Mirre è dispiaciuto, ma Jeanne è convinto che sia una tattica e che tornerà. La donna finge malore, dice che la sua pressione è scesa, ma Jeanne non riesce più a tollerare i suoi ricatti psicologici. JJ rivela a Diana del matrimonio di Leila e la ragazza rimane esterrefatta, visto che fino a 2 giorni prima era fidanzata con suo fratello Osman. Intanto nel quartiere si comincia a spettacolare su Leila, mentre alla casa editrice Sanem racconta a Ijit l'accaduto. Jeanne e Mirre si recano in negozio da Nihat e Mirre vuole scusarsi con lui e rassicurarlo riguardo il suo amore per Leila. Nihat è piuttosto dispiaciuto perché il Divit non è andato prima a parlare con lui. Jeanne difende il fratello facendo presente che Mirre aveva paura di farlo, visto quando stava accadendo tra Mekibe e Yuma il rapporto a lui e Sanem. E Mirre chiede a Nihat di perdonare lui e Leila e afferma che si amano molto. Gli chiede poi di baciargli le mani e promette di fare tutto per rendere felice sua figlia. Nihat glielo consente. Intanto Yuma si incontra con Ijit e bevono un tè assieme. Ijit le racconta di aver saputo del matrimonio, poi aggiunge che forse Sanem non potrà sposarsi a causa del contratto che ha firmato. La donna ne è ovviamente felice e afferma che farà in modo che il matrimonio non diventi reale. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!